Buon pomeriggio gentili signore e signori in questo giorno di festa, buon pomeriggio al nostro Giovanni, Cesare buonasera, Orler, ben buonasera a ritrovato. tutti. Voglio dirvi che venerdì, quando il suo spazio, questa sua trasmissione si è conclusa, al centralino, vedete, non compare nessun numero, nessun riferimento, perché questa è l'unica vera trasmissione di divulgazione estranea al palinsesto commerciale di Orler TV. Vi dicevo, appena è finita la trasmissione, il Cesare's Corner, vi posso garantire che per un quarto d'ora il centralino ha continuato a suonare, sì, è vero. perché tutti volevano fare le domande a Cesare. Quindi non compare il numero, lo sapete ormai credo a memoria, chiunque volesse, anche durante la trasmissione, magari lasciando una domanda alla quale Cesare può rispondere, ma volendo direttamente parlare con Cesare alle 17:35 circa, lui sarà disponibile. Il numero ovviamente è il solito 041 63 12 40. Allora Cesare, ci eravamo lasciati con un servizio, con la promessa di un servizio, poi io tra l'altro venerdì sera ho presentato e visto confermare un'importante opera di Filippo De Pisis degli anni 30. Tu hai visitato questa grande mostra che è al Museo del Novecento. Esattamente, a Milano. A poca distanza, in termini proprio di metri, da quel Palazzo Reale che in questo momento sta ospitando la mostra di Giorgio De Chirico. Questi due grandi maestri dell'Italia del Novecento, due italiani di Parigi. Ecco, vuoi introdurci la mostra di Filippo De Pisis al Museo del Novecento? Allora, come hai giustamente detto, ne avevamo già anticipato alcune parti. Avevo detto che rispetto a quella di De Chirico, che per quanto fosse stata una mostra incredibile, l'avevo trovata un po' troppo lunga, troppe opere, difficile da leggere in un solo percorso. Quella di De Pisis era molto più equilibrata. Ne ho avuto la conferma da due articoli usciti, uno sul Giorno e uno sul Corriere ultimamente. Entrambi hanno scritto la stessa cosa, hanno detto tra le mostre migliori in corso a Milano, quella di De Pisis scala la vetta. Quindi sicuramente una mostra più equilibrata. Per quale motivo? Non tanto per un numero più basso di opere, perché alla fine De Chirico erano circa 110-120, comunque un bel po' di più delle 30-40 che è il numero più classico. De Pisis sono 90 opere, quindi siamo comunque a cifre molto alte. Però, come dicevo venerdì scorso, è lo stile proprio dell'artista che dà quel ritmo a tutta la mostra. Nel caso di De Chirico le opere richiedevano tanto tempo per essere viste, per essere analizzate anche a diverse distanze. Quelle di De Pisis, dalla pittura, dall'artista a tutto il genere, è molta più fluida, è una pittura più facile, si può dire, non facile nel senso più superficiale, ma dal tipo di pennellata ai soggetti è un tipo di mostra che permette di respirare tra un'opera e l'altra. Poi secondo me ha giocato a favore, diciamo, il poter contare su opere incredibili che venivano dal Museo del Novecento. Infatti le due opere più grandi di De Pisis sono lì, sono state esposte in mostra, sono state messe alla fine per fare il fuoco d'artificio, quello ci sta, lo fanno quasi tutti, quando si hanno le opere top si mettono alla fine per dare proprio il dolce boccone alla fine. Si può dire però che come disposizione è stata perfetta come quella di De Chirico per luce, allestimento, curatela e per il catalogo. C'è stato sicuramente un equilibrio come esposizione, nel senso che è stato giocato proprio la pianta del piano terra del Museo del Novecento, esponendo 10 sale. Diciamo che era un focus sugli anni 20-30, poco dei 40 e basta. Quindi tantissimo dei primi anni di De Chirico, andando a dividere sia cronologicamente sia in base ai viaggi. Periodo veneziano, parigino, viaggio a Londra, Roma, Milano, eccetera. E devo dire che dal colore delle pareti, ad esempio c'era una stanza rettangolare molto distesa con questo azzurro che vedo è un colore che stanno usando in molti adesso. Cioè c'era quella filosofia secondo cui quando si fa una mostra i muri devono sempre essere o bianchi o grigi, varie sfumature neutre. Ora vedo che il giallo, l'azzurro, il verde stanno prendendo sempre più piede. Allora se li si usa come per quella mostra che ora userò sempre come mostra negativa dell'anno da non prendere, quella che c'era in corso ad Abano,
in quel caso i colori sono messi tanto perché è bello e quindi non vale niente. Se invece vengono messi, come in questo caso, questi azzurri, che non sono tinte neutre, però sono tinte che a livello psichico distendono l'occhio, tendono a rilassare lo sguardo, allora sono molto utili e allora lì esce qualcosa di davvero riuscito. E sicuramente, ecco, un'opera che secondo me mancava di De Pisis, che era meravigliosa, che ho sempre studiato, spesso gli prof me la ricordano, è quella celebre Natura morta con i pesci marci sul foglio di giornale. Che erano quei pesci presi nel periodo parigino, quando De Pisis andò in questo mercato col giornale, li tirò su, e questi, a vedere che anziché prendere i pesci vivi andava a prendere i pesci marci, perché avevano quella, come si può dire, quell'occhio vitreo, quelle sfumature che non può avere un pesce vivo, ma lui voleva un altro tipo di sapore, era quasi un pretesto per fare tutta un'altra pittura. Forse in questo particolare dipinto, credo anche ispirato, visto che c'è la mostra vicino, da Giorgio De Chirico, I pesci sacri. Può essere, perché sì, è un quadro precedente, tu sai che si erano conosciuti a Ferrara, avevano stretta amicizia ed erano rimasti in contatto. Esatto, sul De Pisis metafisico, con qualche tangenza. Ecco, sicuramente il finale, diciamo, dà il resoconto completo di chi era De Pisis, perché ecco, hanno fatto una cosa che da De Chirico non hanno fatto, cioè una stanza con il filmato proiettato, i documenti, le lettere, i libri. Questa è una cosa che è molto utile per chi vede una mostra, che a mio avviso si dovrebbe rendere obbligatoria per tutte le mostre, la parte dei documenti, perché sennò sembra che questi quadri si siano trovati per strada, scelti e messi, invece ogni quadro segue uno spostamento, una cronologia, e i documenti sono l'unica cosa che ne tenga traccia. Quindi, assolutamente. Possiamo chiedere allora il servizio? Esattamente, il video, prego.
Bene, rientriamo in studio e diciamo subito, ma lo sapete, queste immagini sono realizzate da Cesare Oller con il suo telefonino, quindi lo ringraziamo anche per questi contributi filmati che io userò sicuramente nelle mie trasmissioni, tanto bene sono fatti. Rimanendo a questa mostra, io ho visto il tuo servizio, posso dirti che una critica, Certo. questa storia di fare mostre con 90, 100, 120 opere, io la trovo sbagliata. Perché ho visto alcuni grandi capolavori che non possono mancare in una mostra antologica Certo. di Filippo De Pisis, ma anche quadri inutili, ovvero quelle pareti con un quadro dietro l'altro senza lo spazio necessario per riposare la Questo è vero, mente sì, sì, sì. e andare al quadro successivo, io lo trovo sbagliato. Preferirei, ecco, perché nessun grande artista, non ce n'è uno credo che regga 100-110 opere, No. preferirei mostre più sobrie con Sicuramente, 40-50 è opere, vero. come peraltro sono sempre state fatte. Questo è vero, è proprio il numero giusto, diciamo misurato sui minuti che una persona Esatto. resta all'interno del museo. Questi sono numeri astrofisici. Sicuramente, ecco, poi resta poco di tutto questo. Assolutamente. Questo è il problema. Sono quelle mostre che fanno staccare tanti biglietti, tantissimi. Ecco, con la prossima mostra vedremo un'altra manovra stacca biglietti all'interno di Treviso. queste. Esatto, a Treviso, a casa, no scusami, a Rovigo, a Palazzo Roverella. Roverella. Esatto, c'è la mostra sul giapponismo adesso. E allora inizio subito con questo tema, il giapponismo. Diciamo che è un tema su cui ultimamente, ma neanche proprio ultimamente, da almeno 4-5 anni, fanno un sacco di mostre. Attualmente sono in corso la mostra sul giapponismo a Rovigo, ce n'è una al MUDEC di Milano, ce n'è una in corso a Torino e ce n'è una quarta, non mi ricordo neanche più dove. Appena finiranno queste 4 ne apriranno altre 4 o 5 e via così. E ci può anche stare perché è un tema importante che diciamo è da poco che sta diventando un tema clou, però io vedo che c'è sempre un tipo di visione di questo tema, cioè i debiti che ha l'arte occidentale nei confronti di quella orientale. Non ho ancora visto una mostra che faccia vedere quanto l'arte giapponese abbia preso da quella occidentale, e questa è una cosa incredibile perché ci sarebbe tanto da dire anche lì, e anche sì. credo il più pirla degli antropologi sa che quando avviene un contatto tra popoli, culture, individui, la relazione di scambio non è mai a senso unico, è sempre reciproca, quindi per forza ci sono delle influenze anche al contrario, però le mostre non le fa nessuno. Ora io non so se andando in Giappone magari sia pieno di mostre su questo tema, non ne ho idea, però bisognerebbe farle anche in Italia, quindi se c'è qualche critico curatore che sta seguendo in questo momento, gli chiedo fate una mostra su questo tema, chiamatemi che vengo a fare volentieri il video anche, che almeno se ne parla. Giapponismo, unismo, l'ennesimo ismo dopo il secolo degli ismi, insomma. Però aspetta, guarda, quello era il titolo grande, il diciamo sottotitolo. Sopra, addirittura sopra l'hanno messo, era l'elenco degli artisti. L'elenco di chi? Giustamente degli staccabiglietti. Sì. Quindi iniziava con Van Gogh, Gauguin, Bonnard, De Nittis, eccetera. Quando poi si va alla mostra, ce n'è uno per ognuno di questi artisti, una mostra comunque che non aveva 10 opere, ne aveva quasi un centinaio, certo. Quindi tante opere, però di Van Gogh uno, di Degas uno, bruttissimo. Il quadro più brutto era proprio il Degas, è stato subito messo come nome. Il Gauguin inferiore, cioè gli artisti usati per attrarre la gente, in questo caso, ma in tanti, sono anche quelli che poi dicono meno all'interno della mostra. Invece c'erano artisti fantastici di cui non hanno fatto i nomi. Penso a Nomellini che aveva un'opera meravigliosa, mai metteranno il suo nome perché non richiama come Gauguin, Degas e Van Gogh. E questo è purtroppo il prezzo che pagano tanti artisti di cui poi ci sono opere veramente valide in mostra. Ecco, nello specifico, in questa, che invece, nonostante il tema e tutto, ho trovato valida, devo ancora vedere le altre 2 mostre, quella di Milano e di Torino. Sarò domani a Torino, dopodomani a Milano, quindi credo di vederle tutte e 2. Venerdì prossimo vediamo se sarà utile fare un confronto. Si può dire sicuramente che il tema è essenziale, perché? Perché nel 1854 avviene quell'apertura, il Giappone si apre all'Occidente. Diciamo che già alcuni stati, tipo il Belgio, l'Inghilterra, la Francia,
si stavano aprendo dal punto di vista delle rotte commerciali con l'Oriente, quindi tanti beni stavano iniziando ad entrare anche nelle case dei parigini piuttosto che degli abitanti di Londra, eccetera. Soprattutto però questo tipo di opere erano, diciamo, ceramiche, ventagli, paraventi, erano questo tipo di oggetti. Quindi il primo contatto è molto superficiale, perché tanti artisti vedono questi oggetti, cosa fanno? Non vanno ad iniziare un'analisi profonda, iniziano a dipingere con il loro stile i materiali che usano gli orientali. Quindi si vedono, non so, i vari nabì che dipingono i vari paravento. Assolutamente. È un contatto molto debole questo, cioè siccome lui dipinge su un ventaglio, dipingo anch'io sul ventaglio, però se io uso il mio stile, il contatto è solo Chiaro. il supporto, è troppo poco. Pretestuoso. Esatto. Più avanti invece, diciamo anche quando arriva l'Italia, che arriva con grande ritardo però in questo tipo di rapporto, in coda alla Francia, perché ecco, alla fine dell'Ottocento è Parigi la città dell'arte, quindi qualsiasi tipo di moda, innovazione e avanguardia prima arriva a Parigi e poi si estende a macchia d'olio. A Parigi quindi abbiamo che tutti gli artisti che vanno lì, anche gli italiani, i nostri De Nittis, eccetera, è proprio a Parigi che entrano in contatto con questo tipo di moda, perché all'epoca era una moda, era esplosa in maniera incredibile. Tutta la borghesia voleva avere la carta da parati con questi motivi floreali tipici della cultura giapponese. Esatto. Vediamo artisti come Van Gogh, che ecco, su di lui si può fare una gran bella analisi, sono già state fatte più mostre che mettono in luce il debito di Van Gogh verso le stampe ukiyo-e, quindi le xilografie del mondo fluttuante lo chiamano. Ecco, nel suo caso diciamo che a Parigi c'è una figura che è quella di Père Tanguy, che è questo mercante di colori celebre che vende i pigmenti sia a Van Gogh sia ad altri artisti, e nel celebre quadro di Van Gogh sul Père Tanguy, che è al Museo Rodin di Parigi se non sbaglio, si vede come il fondo sia saturo di stampe ukiyo-e. Quindi è da lì che poi Van Gogh inizia, con quei pochi soldi che gli allunga Theo, Certo. tra il cibo e il sostentamento, compra queste prime xilografie. E Van Gogh stesso era un amante di questo tipo di cultura. Precisiamo, poi si estende. a vantaggio di chi non conoscesse, Theo era il fratello di Vincent giusto, Van Gogh, scusa. colui che, facendogli credere di aver venduto un quadro, fece sì che Van Gogh Sì. morisse pensando di averlo venduto, in realtà l'aveva comprato No, il fratello. è vero. Vediamo il servizio. Esatto, vediamo il servizio.
Rientriamo. Guardate, stavamo parlando dei nonni di Cesare che salutiamo. Esatto, I che signori sicuramente Bruno mi guardano. e Gabriella. Cesare mi Sì. sta dicendo, mi vedono ormai più in televisione che a casa. Me lo dicono loro. sempre. E allora li salutiamo, sia Bruno Grande che saluto, Gabriella. sì. Salutiamo anche la mamma, Susanna, Che di ci sicuro sta guarda. guardando e che poi sta annotando tutti gli errori. Esatto. Allora, c'è una notizia Esatto. da dare. Allora, sta per uscire l'ultimo numero di Art in World. Diciamo che non ho ancora visto la copertina e il retro perché Lorella è sempre molto... Lorella Pagnucco Salvemini, esatto, la direttrice, anche se io voglio ricordare con profonda commozione Giancarlo Calcagni, mio grande amico che purtroppo non c'è più da parecchi anni ormai, che poi è stato il marito, si sposarono, una cerimonia bellissima al mare con Lorella, lo ricorderò sempre. Lorella Pagnucco Salvemini fa una rivista bellissima, ha la fortuna anche di avere una penna che oggi è la penna più richiesta, no. quella di Cesare Orler. Non sappiamo allora, dunque né la copertina né il retro. No, però... sappiamo il mio articolo perché esatto. mi ha dato l'impaginato, chiedo alla regia di mandare la prima pagina dell'articolo. Eccolo qui. Allora, la mostra è quella che ha inaugurato da poco a Madrid su Mario Merz, quindi diciamo un'altra mostra dopo quella che segue la mostra sugli igloo all'Hangar Bicocca di Milano di circa un anno fa. Questa è una mostra più completa perché hanno esposto praticamente tutto e in questo caso si può dire che allora, il titolo è Il tempo è muto. Ecco che io ho cercato di parlare dell'aspetto del tempo all'interno di Mario Merz, che però è solo uno degli artisti dell'arte povera, quindi diciamo che tutta la corrente mi fornisce modo, il pretesto per un discorso più ampio sul tempo, a partire dal tipo di materiali che usano, materiali che sono facilmente, come si può dire, si possono consumare, esatto, sono facilmente deperibili. In questo caso non sono ancora online molte immagini della mostra, quindi abbiamo dovuto fare i conti con quel poco di materiale che l'ufficio stampa ci ha mandato, però da queste foto si può già capire che hanno fatto veramente una grande mostra. Assolutamente. A Madrid è uno dei centri migliori per fare questo tipo di sperimentazione e soprattutto è importante vedere come ci sia una sintonia all'interno delle mostre di tutti questi luoghi, quindi da Milano si sposta a Madrid, magari poi aprirà a Parigi, quindi Milano ultimamente, soprattutto in questi centri, penso a Fondazione Prada, Hangar Bicocca, eccetera, sta inaugurando mostre che poi vengono spesso riprese in altre parti d'Europa e questo è molto importante perché garantisce una continuità del nome dell'artista, quindi non se ne parla solo per quel mese che c'è la mostra, ma il nome gira al mondo per un anno, 2 anni e ultimamente dietro a Mario Merz c'è un gran bel lavoro. Ricordo ad esempio al MIART di quest'anno quell'igloo immenso che era esposto, che non si vedeva da un pezzo un igloo in una fiera, e sono opere che aumentano di brutto il livello. Assolutamente. A proposito, volevo sottolineare come un giovane della sua età non trascorra il sabato e la domenica facendo bisboccia o chissà quale spa o centro benessere, ma per passione, ma anche per aumentare la propria cultura, visiti delle mostre. Ha detto sarà a Torino e a Milano. Esatto. Io mi permetto di indicartene una che non ho visto, però me ne dicono un gran bene. Ed è a Genova, anni 20, l'età dell'incertezza, realismo magico, ci sono delle opere incredibili. Mi è stato segnalato come di Rosai vi sia l'attesa, che è un quadro speciale. Ecco, visto che sei in quella zona, equidistante Genova da Milano e da Torino, è un'ora, se riesco ci provo, dai. Perché pare sia veramente una grande mostra. Tra l'altro a Genova c'è un grande assessore alla cultura, io lo voglio salutare, una grande assessore, una donna bella, intelligente, capace, che sta portando Genova ai primi posti per quanto riguarda l'attività espositiva. Sto parlando naturalmente di Barbara Grosso. Un'altra domanda che ti voglio fare, tu sai che martedì si è tenuta a Milano un'asta importantissima, la collezione Tanzi. La collezione Tanzi, un'asta che
doveva nell'idea degli organizzatori arrivare a un 5, 6, 7 milioni di fatturato totale che dovevano servire poi per pagare i creditori. In realtà ha triplicato questo importo. Tutti lotti aggiudicati, Balla esploit, Boccioni esploit, Van Gogh, Modigliani, De Chirico, Polsignac che ha fatto un grande... Però la notizia è questa. È proprio Ligabue. Ligabue gliela suonate a tutti. Era 300.000 mi pare. 300.000, nuovo record price che arriva quasi a 400.000. Sì, con i questo autoritratto. Tra l'altro, ecco, io volevo con te aiutare la gente a capire quello che è il massimo fraintendimento intorno alla figura di Ligabue. Si dice spesso Ligabue è il Van Gogh italiano. Ma Ligabue non sapeva, non sapeva dell'esistenza di Van Gogh. Nello studio di Ligabue non fu trovato nessun libro, nessun catalogo, nessun articolo che riconducesse l'opera di Ligabue a quella di Van Gogh, anche se riconosco tra gli autoritratti di Van Gogh e quelli di Ligabue vi è una certa affinità. Perché a volte, soprattutto in ambito più recente, secondo me anche per una superficialità della critica attuale, tutti si improvvisano critici, perché a volte si costruiscono parallelismi fascinosi ma deboli oggettivamente parlando? Sì, sicuramente proprio il fatto di non andare in profondità su un artista richiede un parallelo per sostenere la biografia. Quindi non sapendo spiegare il perché di un tipo di stile di un artista si dice è quell'equivalente italiano, francese, eccetera, perché al contrario dell'altro si pensa di sapere anche troppo, così tanto da prestare un po' di biografia a tutti gli altri. Il caso di Ligabue è molto interessante perché credo che sia uno degli artisti più puri, nel senso meno intaccati dall'aver visto altri artisti, quindi uno di quelli che ha subito meno influenze dall'esterno dovuti al tipo di vita, al tipo di condizione sociale, agli spostamenti quasi minimi che ha fatto. Questo gli permette che ogni volta che Ligabue raggiunge un risultato lo fa con le sue mani dall'inizio alla fine. Non si può attribuire l'aver visto una mostra a Parigi, una mostra perché non c'è mai stato, non li ha mai visti, e allo stesso tempo Van Gogh non ha mai visto Ligabue, chiaramente. Tra di loro non c'è nessun contatto. Che poi ci siano tangenze dal punto di vista dello stile è matematico, ma semplicemente siamo in quanti miliardi di persone al mondo, se ci mettiamo tutti a dipingere, vuoi che uno in Giappone non dipinga come me, se anche non ci conosciamo, in un periodo in cui veramente una persona su 3 aveva il pennello in mano, per forza qualcosa arriva. E è sicuramente importante questa aggiudicazione perché a catena rilancerà tutto il lavoro di Ligabue che adesso è veramente è schiacciato proprio a livelli dei minimi storici adesso. Ora ci sarà un bel rialzo. Sarà interessante vedere come gli avvoltoi di Art Price si fionderanno sulle opere di Ligabue, tutto quello che è rimasto in giro. Ecco, a un ragazzo intelligente come te, sensibile e molto attento al mercato, io credo che gli operatori del settore, tutti, parlo di case d'asta in modo particolare, ma anche fiere e televendite, dovrebbero riflettere su un fatto che salta all'occhio palese. Il risultato clamoroso di questa asta, 39 lotti, tutti venduti, secondo me nasce su un cardine, che è quello della qualità suprema. Questo è vero. Allora, servono, domanda mia, servono fare trasmissioni televisive con 30 quadri a parete, servono fare fiere affollate di quadri, mostre affollate di quadri, aste ogni settimana, ogni 3 giorni con cataloghi di 300 opere ciascuno, o forse sarebbe meglio, come Pandolfini ha insegnato, far fatica a cercare le opere belle, preziose, e allora il pubblico c'è, il pubblico quello disposto anche a spendere milioni di euro. Sì, a partire dalle mostre, il numero di mostre, il numero di fiere. Questo è vero, bisognerebbe andare verso uno snellimento di tutta questa situazione, cioè è un periodo di bombardamento continuo di immagini dal punto di vista dei quadri, poi tutto il resto di immagini che girano, però anche questo settore sta risentendo di questo caos, c'è un momento veramente di caos. E per concludere, tu sai che io ritengo te e Maria Vittoria Marchetta, che gestisce la Galleria La Nica di Roma, i 2 giovani più talentosi nel panorama italiano. Vi butto là un'idea, sarebbe interessante un confronto fra voi due
con gli artisti preferiti di Cesare e gli artisti preferiti di Maria Vittoria, che differentemente da quello che si vede in giro, i 100 pittori di, i 1000 pittori di, i 227 pittori di... 5, esatto, 3, sarebbe 4 un confronto intelligente e secondo me anche esemplare, perché a volte gli adulti possono e debbono prendere esempio dai giovani. Guarda, ti butto lì proprio un artista che ultimamente mi ha molto incuriosito, un artista di cui ho visto una mostra, l'inaugurazione mi pare una settimana, 2 settimane fa, alla Galleria Rosso Vermiglio di Padova. Sì. Era una mostra su Mathieu con le sculture di questa artista che si chiama Anne-Cécile Surga. Bravissima. Che è una scultrice, diciamo la pupilla di Pablo Acciugarri, quindi già questo dice molto. Data la severità di Acciugarri. È sostenuta, ha un maestro fantastico, credo che lei ha sui 30-32 anni, quindi è giovanissima, un potenziale incredibile. Le sue sculture, ora non ho nessun servizio pronto, però ci terrò a preparare qualcosa. Diciamo, lei lavora chiaramente solo marmo di Carrara, come gli ha insegnato Acciugarri. Lei sceglie il marmo, non fa come Pablo questa specie di, come si può dire, non va a assottigliare la materia per togliere peso, quindi Acciugarri che ha queste forme che pesano 50 kg che però sembrano lievitare. Lei mantiene quella solidità, questi blocchi geometrici, però riesce a scolpire dei grafi, delle impronte che sembrano rompere come se fosse burro, come se fosse stracchino il marmo. E è bello perché quando io alla mostra l'ho conosciuta gli ho chiesto ma perché fai questo tipo, io l'avevo presa come si può dire, dal punto di vista proprio critico, cioè come fa il critico che dice questa forma geometrica contrasta con la forma irrazionale, cioè una spiegazione tanto anche cervellotica. Lei mi ha detto non me ne frega niente di tutto questo, quindi ha già messo le cose in chiaro. A me è piaciuta questa sua sincerità. Mi ha detto io voglio semplicemente concentrare un gesto in un segno. È una spiegazione è talmente elementare ma talmente puro il risultato che ne esce che credo sia un artista da tenere sotto controllo. E allora, mi dicono che abbiamo sforato i 2 minuti, io vorrei sforare di 2 ore, vorrei che questo appuntamento fosse lungo 3 ore, vorrei che in tutte le mie trasmissioni intervenisse Cesare Orler. Anzi, mi ha segnalato, sai che io sono estraneo a qualunque social, mi ha segnalato una mia collaboratrice che segue tra l'altro alcuni pittori del primo Novecento toscano, fra questi Lorenzo Viani, un grande talento, che nel tuo Facebook qualcuno avrebbe scritto, dice Cesare, forse la presenza di Giovanni Faccenda sembra un esame. No, semmai sono io imbarazzato. Ho letto. Precisiamo, no? Semmai sono io imbarazzato qui di fronte al mio Cesare, semmai sono io sotto esame. Perché ricordatevi, come è sempre successo nella storia dell'arte, gli allievi, quelli bravi, superano sempre i maestri e io un maestro non sono. Cesare, grazie, Giovanni, appuntamento anche a te, prossimo. Appuntamento a venerdì prossimo, ore 17, con il Cesare Corner. Chiunque voglia parlare con Cesare rimarrà ancora alcuni minuti qui. Il numero per contattarlo è 041 63 12 40, 041 63 12 40, 041 63 12 40. Chiamate perché Cesare vi risponderà telefonicamente con la sua consueta cordialità. Esatto. Sigla!